Salve a tutti, vediamo ora un riassunto riguardo la radice ennesima dell'unità e il teorema fondamentale dell'algebra. Quindi, cosa si intende una radice ennesima dell'unità? Ad esempio, se io scrivo z alla sesta è uguale a 1, la soluzione di questa equazione sono le radici seste di 1, ovviamente tra i numeri complessi. Allora, intanto ricordiamoci, se noi prendiamo un numero complesso z che è ρ coseno alfa più i seno alfa, eh, questo numero alla n è il modulo alla n coseno di n volte alfa più i seno di n alfa. Questa è la formula di De Moivre. Allora, usiamola per risolvere questo. Z alla sesta uguale a 1. 1 è un numero reale, ma pensiamolo come numero complesso, 1 più 0i. Comunque scriviamolo in forma trigonometrica. Il modulo di 1 ovviamente è 1. Cioè basta fare il modulo sui numeri reali, il valore assoluto di 1 è 1. E l'angolo qual è? Beh, basta pensare a dove è messo 1 nel piano complesso, è messo qui e quindi questo corrisponde a un angolo di 0, coseno 0 più i seno di 0. Va bene, adesso questo numero complesso z che vogliamo appunto ottenere, adesso lo mettiamo alla sesta. Otteniamo il modulo alla sesta coseno di 6 alfa più i seno di 6 alfa, e questo z alla sesta deve essere uguale a 1, deve essere uguale a questo che abbiamo appena scritto come 1. Allora ρ alla sesta deve essere uguale a 1, quindi vabbè, ρ è uguale a 1, il modulo anche di questi z stiamo cercando sarà 1, va bene. E poi abbiamo che il coseno di 6 alfa deve essere uguale al coseno di 0 gradi, il seno di 6 alfa deve essere uguale al seno di 0 gradi. Quando è che hanno lo stesso valore seno e coseno? Cioè, intanto quando gli angoli sono uguali, 6 alfa deve essere uguale a 0, però funziona anche se 6 alfa, che questo, sarà uguale a 360 gradi, il valore del coseno e del seno sarà uguale. E stessa cosa se andiamo ad aggiungere multipli di 360 gradi, e lo facciamo per 6 volte. Come vediamo questa equazione avrà 6 soluzioni, va bene, e poi qua per trovare tutti gli alfa, da alfa 1 fino a alfa 6, dividiamo con 6 e troviamo 6 angoli. Questi corrispondono a 6 numeri complessi, cioè di questa forma: ρ coseno alfa più i seno alfa. ρ è sempre 1 e come alfa prendiamo tutti questi diversi valori. E così possiamo esprimere le radici seste di 1. In generale si fa così anche per un diverso n. In questo caso si riescono anche a calcolare i valori di seno e coseno di questi angoli, si riescono a calcolare esattamente, ma non è sempre possibile per ogni n. In questo caso si riesce. E allora otteniamo tutti questi numeri complessi. C'è anche, allora, a parte 1 come numero reale, c'è anche meno 1, anche meno 1 alla sesta da 1. Tutti questi numeri complessi li ho disegnati qui nel piano complesso e sono disposti secondo un esagono regolare. In generale, se avrò z alla n uguale a 1, le soluzioni si disporranno secondo il poligono di n lati regolare. Va bene, e poi notiamo altre cose sui numeri complessi. Con i numeri complessi possiamo risolvere qualsiasi equazione polinomiale. E sappiamo già quante soluzioni avremo. Questo è proprio quello che dico dopo il teorema fondamentale dell'algebra. Questa equazione di terzo grado avrà esattamente 3 soluzioni. Allora, in generale come si risolve questa? Ad esempio si prendono i divisori di 13 più o meno 1 più o meno 13 e si prova a vedere se sono soluzioni. Se si prova si vede che il polinomio calcolato in meno 1 mi dà 0, quindi quello x1 è uguale a meno 1. Poi si divide con la regola di Ruffini, abbiamo quest'altro polinomio in secondo grado, risolviamo ancora questo e qui vediamo che risolvendo abbiamo radice di meno 36. Di solito diciamo tra i numeri reali non si può risolvere, ma radice di meno 36 mettiamo 6i, poi andiamo a spezzare 4 fratto 2 più o meno 6i fratto 2. Abbiamo 2 più o meno 3i e abbiamo quindi 3 soluzioni, in generale sono numeri complessi. Allora, vale un teorema che dice che, prende ovviamente se il polinomio ha coefficienti reali, vale questo, almeno i coefficienti devono essere reali. In quel caso, se abbiamo delle soluzioni complesse, queste sono sempre a coppie di numeri complessi coniugati tra loro. Complesso coniugato è quello dove cambia il segno della parte immaginaria. Le soluzioni complesse vanno sempre a coppie.
e quindi come caso particolare se abbiamo un polinomio di grado dispari avremmo sempre almeno una soluzione reale, perché tutte le altre complesse vanno a coppie. Ok, in pratica cosa dice il teorema fondamentale dell'algebra? Abbiamo un polinomio di grado n, a n x alla n più n meno 1 x alla n meno 1 più a 1x più a 0. Polinomio di grado n. Il teorema fondamentale dell'algebra ci dice essenzialmente che questo polinomio avrà esattamente n zeri, n soluzioni dell'equazione x1, x2 fino a xn, esattamente n, però contati con la molteplicità. Potremmo avere degli zeri doppi o tripli, però è chiaro quando sono doppi o tripli. Se alfa sarebbe uno zero del polinomio doppio, significa che il polinomio è divisibile con x meno alfa alla seconda, se fosse triplo con x meno alfa alla terza, e quindi vabbè, così possiamo essere sicuri di trovare proprio tutti gli zeri del polinomio, e quindi possiamo scomporre il polinomio in questo modo: si prende il coefficiente del grado massimo n e poi x meno x1, x meno x2, la seconda soluzione x meno xn, tutte, e così possiamo scomporlo tutto in fattori lineari. Se invece però ovviamente qualcuno di questi x1, x2, xn potrebbe essere un numero complesso, e se vogliamo scomporlo solo sui numeri reali, allora, visto quello che abbiamo detto che le soluzioni complesse sono sempre a coppie, eventualmente quelle due sono a coppie, le uniamo, come qua, queste due sono soluzioni di questo polinomio, x al quadrato meno 4x più 13, quindi eventualmente quelle che sono complesse a coppie le andiamo a moltiplicare e troviamo comunque un polinomio a coefficienti reali che non si riesce a scomporre, cioè si può scomporre solo se abbiamo numeri complessi. Così, va bene. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.